nonostante il distanziamento siete tanti, segno che c'è interesse per questo incontro. Don Gian Emanuele mi ha già levato il dubbio, volevo capire se aveva piacere a dire qualcosa, ha già parlato, per cui non c'è problema. Segno che c'è interesse e che Don Luigi evidentemente non ha bisogno di presentazioni. Non aggiungo altro alla sua figura, che sicuramente conoscete, fondatore del gruppo Avele, di Libera, associazione contro tutte le mafie. Il contesto, accennava Don Gian Emanuele, è quello della festa patronale di Santa Margherita. E allora, Don Luigi, partiamo proprio da qui, da questo tema, quello della santità, senza voler dimenticare la realtà che stiamo vivendo, la realtà dell'oggi, per la quale siamo tutti distanziati e con le mascherine correttamente, la realtà di questa città meravigliosa in cui viviamo, che come tutte le realtà turistiche ha sofferto e soffre delle conseguenze e immaginiamo continuerà a soffrire, perché l'onda lunga poi non è escluso che prosegua, di questa pandemia, proprio per le caratteristiche della sua economia. La realtà di un paese, il nostro, l'Italia, che ha vissuto negli ultimi decenni tante ferite, alcune delle quali hanno portato le loro conseguenze fin qua, fin sul nostro territorio. Non dimenticheremo l'attualità anche delle ultime settimane, che ha coinvolto il nostro meraviglioso Golfo del Tigullio. Don Luigi lo conosce bene, tra l'altro. Ma partiamo proprio da questo, dalle luci e le ombre della realtà in cui siamo immersi. La santità come luce nell'oscurità del nostro tempo. Io partirei proprio dalla realtà in cui lei, Don Luigi, è stato impastato per tutta la sua esistenza. Io ho avuto la fortuna di leggere in questi ultimi giorni un'autobiografia collettiva, L'amore non basta, che racconta tantissimi incontri avuti da Don Luigi, dai suoi collaboratori in questi anni. Trovate i libri al banchetto allestito dalla libreria di Santa, qui se avrete piacere poi di approfondire. La vita di Don Luigi è stata ed è tutta impastata con la realtà, e allora in questa realtà in cui lei ha vissuto, in cui lei continua a vivere, cosa significa questa parola, santità? Lei come ha vissuto in questi anni il rapporto con la realtà, così come emergeva? Iniziamo da qui. Io sono venuto molto volentieri, ma non ho nessun titolo. L'unica laurea che ho, mi sono laureato in scienze confuse. Per lo Stato italiano sono diplomato in telefonia e telegrafia. Quindi da me non aspettatevi chissà che cosa, se non la gioia di essere qui e di poter condividere un attimo di riflessione con voi. Però io sono veramente, non è un modo di dire, una piccola cosa, che ho sempre creduto fortemente nel noi, non nel Dio. Ho sempre creduto che il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. Non è opera di navigatori solitari. E se trovate qualcuno nella vostra vita che ha capito tutto, che sa tutto, vi prego di salutarvelo personalmente e di cambiare strada. Perché siamo tutti piccoli, fragili, e in un cammino, io credo, di continua ricerca. Con questo spirito vi prego, vi porto il mio piccolo contributo. La seconda considerazione, prima di rispondere alla tua sollecitazione, la prendo proprio da Papa Francesco, quando il 27 maggio 2017 è venuto in Liguria, è arrivato a Genova, in quell'incontro con i lavoratori dell'Ilva a Genova, dove disse una delle cose che ci danno il senso di essere qui su questa piazza. Perché Papa Francesco, e quel passaggio, vi prego, molti di voi lo ricorderanno, è un passaggio fondamentale, quando rivolgendosi ai lavoratori disse: ho accolto la proposta di fare di questo incontro in un luogo di lavoro e di lavoratori.
perché anche questi sono luoghi del popolo di Dio. I dialoghi nei luoghi del lavoro non sono meno importanti dei dialoghi che facciamo dentro le parrocchie o nelle solenni sale dei convegni. Perché, occhio, perché i luoghi della Chiesa sono i luoghi della vita e quindi anche le piazze e le fabbriche. L'essere su questa piazza questa sera è un luogo della vita, è un luogo della Chiesa e quindi sono i luoghi delle relazioni, i luoghi della vita in questo senso. Mi faceva piacere sottolineare questo perché molti di noi celebriamo, incontriamo, l'abbiamo fatto negli anni passati, continueremo chissà farlo in quanti modi a fare vivere i vari luoghi dove la gente si incontra, a riflettere, a interrogarsi, a pregare. Ecco. Tu mi chiedi sulla santità e mi fa estremamente piacere perché proprio Papa Francesco ha voluto dedicare, e questa è la grandezza, proprio una delle sue grandi riflessioni, per dire, e lo cito ancora, per scendere poi in profondità, per dire una cosa che ha cambiato subito il paradigma, diciamo. Quando lui scrive in questa sua esortazione queste parole: per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. È vero che è un'immagine che molte volte abbiamo avuto, figure che hanno rappresentato, sono state significative, però quell'immagine là, ma Francesco ci dà una mazzata a tutti, positiva, e di questo gli siamo grati, che ci ricorda che non è così. Sono le sue parole: tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno lì dove si trova. Guardate, questa è una cosa stupenda, la santità della porta accanto. Questa immagine, la santità della porta accanto, ed è molto bello perché uno dice: ma sono le solite parole. No, perché Francesco porta degli esempi molto concreti, quando parla di quella mamma, di quel papà che crescono i loro figli e in quella casa, in quella passione, con quei sacrifici. Tu sei una mamma, hai 4 figli e sai quanti sacrifici, e Francesco porta proprio questo esempio di quegli uomini, di quelle donne che scoprono dalla sera alla mattina nel lavoro per portare e guadagnarsi a casa la pagnotta. È un'immagine che lui usa, molto semplice, molto terra, proprio per ricordarci che la santità della porta accanto sono i volti, le storie, anche le fatiche, forse anche le fragilità delle persone. Allora cagliamo tutto questo nella nostra quotidianità, in un orizzonte di normalità, di quotidianità, uomini, donne, giovani, adulti, anche anziani. Francesco cita anziani che hanno speso la loro vita, che hanno fatto di tutto, che ora magari ripiegati nei loro anni, magari nella sofferenza, nella solitudine. Ecco la santità della porta accanto. Mi sembra, guarda, un'immagine stupenda.
Quindi, tornando alla santità, tema di questo incontro, ha ragione il Papa, qualunque sia il vostro riferimento, quando dice tutti siamo chiamati ad essere santi, a essere santi. Perché ha ragione Papa Francesco nel dire questo? Perché il concetto di santità oggi va rivisto anche alla luce della globalizzazione, dell'indifferenza, degli egoismi e dunque anche delle ingiustizie, perché noi non possiamo non tenere conto del contesto in cui noi viviamo e quindi anche delle ingiustizie, delle disuguaglianze, delle fatiche, delle sofferenze delle persone. Allora mi pare importante, su questa piazza, chiesa, luogo di chiesa, per essere santi oggi non è necessario compiere atti straordinari e memorabili. Oggi la via della santità comincia da resistere al conformismo, alla dittatura dell'io, alle sue molteplici lusinghe e raffinate seduzioni. Ecco allora che è molto bello. Si deve leggere le nostre realtà, le contraddizioni ma anche le speranze, i santi nella porta accanto. E credo che in sintonia con questa sua efficace espressione si possa dire che oggi è santo. Pensate, oggi, scusi che volto le spalle qui, oggi è santo chi non vive solo per se stesso, ma negli altri e per gli altri. Io ho avuto un caro amico, come ti chiami di nome? Emanuele, che bel nome. Ringrazia mamma che te l'ha dato, che papà. Io ho avuto un caro amico, lo ricordavo nella celebrazione eucaristica sempre con grande affetto, innamorato di Dio, innamorato dei poveri e poi per lui la vita, i giovani, la gente, i giovani. È morto giovanissimo, è stato anche presidente di Pax Christi, Don Tonino Bello. Morendo mi ha lasciato in dono per noi sacerdoti, ha un valore immenso, la sua stola sacerdotale che l'ha accompagnato nell'ultimo anno di malattia, quando il cancro se lo mangiava tutto, se lo stava mangiando tutto. Ecco, voglio ricordare Tonino Bello, perché Tonino Bello ci ha raccontato e morendo ci ha affidato la storia di un barbone che lui aveva incontrato in via della Conciliazione a Roma, che è la via che va verso la piazza del Vaticano, guardando il Vaticano, la chiesa di San Pietro, sulla destra, vicino alla casa editrice dell'Ancora, in una scatola di cartone viveva un signore di nome Bartolo. Era una persona che viveva in strada su quel marciapiede. Per Don Tonino, tutte le volte che andava a Roma, passava a trovare questo signore che lo definiva un povero. Ecco, quando è morto ci ha detto: io non posso più andarci, andate voi a trovare questo mio amico. Ma la cosa stupenda che Don Tonino Bello, innamorato di Dio, capace però di viverlo nella storia e nella vita delle persone, diceva che in ogni persona, e quindi anche in Bartolo, ci sono dei frammenti di Dio, e che quella scatola di cartone era un ostensorio.
perché dentro quella scatola di cartone che viveva il barbone Bartolo, frammenti di Dio, l'uomo a sua immagine e somiglianza, è un'immagine vera, concreta, perché quando Tonino Bello diceva che quella scatola nella quale dormiva il barbone era l'ostensorio, allora guardate, non è solo un'immagine, è un impegno, una responsabilità che abbiamo di diventare capaci di cogliere gli ostensori, e penso in quelle case dove c'è una persona malata, dove c'è una persona anziana nella sua solitudine, questi ostensori, la santità della povera gente, era il primo Vangelo di Don Tonino Bello. Anzi, Don Tonino considerava la povertà come una condizione imprescindibile per viverlo appieno il Vangelo, cioè anche noi essere poveri nella sobrietà, nell'essenzialità, per andare incontro a chi fa più fatica, una Chiesa povera per i poveri, con le persone. Quando io parlo di povertà, ho sempre cercato nella mia vita, con tutti i miei limiti, vi prego, e con tutti i miei errori, di vivere la povertà nel rispetto di chiunque fa fatica. Quante persone ho conosciuto che hanno tutto a livello economico e culturale e poi vivono anoressie esistenziali, solitudini, fragilità, ricerca di senso e di significato. Quindi ho scelto chi fa più fatica nella vita. Certamente c'è chi è più schiacciato da certe situazioni e che quindi dobbiamo sapere cogliere quel grido. Se vengono calpestati i diritti, la dignità delle persone. Ma nel nostro sguardo di andare incontro ai poveri c'è anche una povertà, no? Di senso, di significato, di ricerca in questo quadro. E allora una Chiesa povera per i poveri che chiede a tutti noi di lottare. Dobbiamo tutti diventare un pochettino più lottatori per la vita. Dobbiamo lottare per la libertà, la dignità di tutti, per i diritti a fianco dei doveri, delle responsabilità. Dobbiamo diventare dei lottatori per la vita, che vuol dire lottare per la libertà e la dignità di tutte le persone. Ecco allora la santità della porta accanto. Non so se ho risposto alla tua prima sollecitazione, aggiungo solo un passaggio, se mi permetti, che mi sta a cuore. Speranza, giustizia, verità sono i tre grandi orizzonti del Vangelo, sono le declinazioni della sua parola. E allora il Vangelo dobbiamo viverlo, non nelle parole ma nei fatti, come strumento di giustizia, di affermazione della dignità e della libertà umana. E come affermazione della libertà umana e della dignità non può che non chiedere a ciascuno di noi parole di denuncia e di impegno netto contro le violenze, le ingiustizie, le forme di abuso, la corruzione, l'illegalità, i traffici, tutti i traffici, le mafie. Non si può stare zitti, dobbiamo alzare la voce quando in molti scelgono un prudente silenzio. Noi non possiamo stare zitti. I santi della porta accanto sono quelli
che respingono l'indifferenza, che respingono quella malattia terribile che è la delega, che tocca sempre a altri fare, che respingono anche una sorta di rassegnazione di quanti dicono che le cose non cambieranno mai. Noi dobbiamo essere dei lottatori per il cambiamento, e il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno veramente di ciascuno di noi. C'è un altro elemento che ti aggiungo che è importante. Sono partito nel rispondere alla tua sollecitazione da quella che per me è una verità sacrosanta, la mia fragilità. La coscienza dei nostri limiti che sono importanti. Però lo so che a tutti quanti noi che siamo qui siamo carichi di dubbi, ma anche di stupore. E voi mi insegnate che i dubbi sono più sani delle certezze. Non dobbiamo preoccuparci se siamo sommersi di dubbi, quanti ne ho io dentro. Non dobbiamo temere di essere persone fragili, perché fragile è la condizione umana e saperlo è ciò che ci rende più forti. Una società forte accoglie e riconosce la fragilità degli altri. Una società che si chiude, che innalza muri, che respinge migranti, poveri, diversi, allontana la fragilità degli altri per non riconoscere la propria fragilità. Chi non riconosce la propria fragilità difficilmente riconosce quella degli altri. Questo è importante, questo è fondamentale. Prendere coscienza delle nostre fragilità. Io so che sono fragile, ma diventa un punto di forza. Perché allora quello che non faccio io lo fai tu, quello che non facciamo noi due lo fa lui, quello che non fa lui lo fa lui. Ognuno di noi deve sentire la comunità, la comunione in noi, che è un elemento vitale per la vita. Perché la città, qui c'è il sindaco, l'assessore alla cultura, la città è un organismo vivente, che per vivere ha bisogno del contributo di tutti, di tutti. La città vive col contributo di tutti, tutte le espressioni. E quando abbiamo parlato insieme e mi raccontavi con gioia di quello che ha significato la tua vita con i bambini, accompagnarli, non portarli in un cammino per farli crescere, per aiutarli ad assumersi gradualmente la loro parte di responsabilità. Questo lo sento profondamente dentro. E allora il richiamo è proprio all'educazione, che è fondamentale nel percorso della nostra vita, è fondamentale dentro le nostre città, ma l'educazione non può essere lasciata solo sulle spalle della famiglia o della scuola, che sono gli elementi fondamentali, famiglia in primo luogo, scuola, ma non possono essere gli unici. È tutto un contesto, è tutta una città che deve sentire la dimensione dell'educare. La città è educativa, dove ognuno fa la propria parte e dove nelle nostre città ci sono tanti santi della porta accanto che non sono proclamati sugli altari, ma che con la loro testimonianza, la loro generosità, il loro impegno si spendono tutti i giorni. Ed è stupendo che Papa Francesco ha voluto proprio ricordare loro in questo modo. Grazie.
proprio di questa città. Come tutte le realtà italiane abbiamo vissuto il tempo della pandemia come un tempo di oscurità. Il titolo della nostra serata è proprio la santità come luce nell'oscurità. Chi l'ha vissuta magari a livello interiore come oscurità, e poi c'è stata delle fatiche accennava all'inizio, una città, la nostra, meravigliosa, che ha nel turismo la sua autentica risorsa e che quindi ha vissuto questo tempo con la preoccupazione anche di chi rischiava di non avere un posto di lavoro, perché la pandemia è arrivata in primavera, dove si siglano i contratti di lavoro per tutti quei lavoratori stagionali che sono l'ossatura poi delle nostre famiglie. Allora Don Luigi le chiedevo proprio questo, di aiutarci a rileggere questo tempo, dal quale non siamo ancora fuori, di aiutarci a rileggere questo tempo, e le chiedo proprio come ha visto declinata questa santità della porta accanto come luce in questo tempo durante la pandemia. Che cosa ha visto lei? Che cosa ha sperimentato durante questo tempo? Ci aiuti proprio a rileggere questo periodo. Beh, non ho la pretesa, dico che sono innanzitutto molto preoccupato di questo ritorno necessario alla normalità di una società che era già malata prima e che il coronavirus ha solo amplificato una serie di problemi. Voglio spiegarmi per correttezza, perché si rischia di leggere tutto ora nell'amplificazione del coronavirus. Faccio un esempio. Gennaio 2020, la direzione investigativa antimafia, che ieri ha consegnato un nuovo rapporto che viene fatto nei 6 mesi, aveva già denunciato prima del coronavirus la gravità della presenza criminale mafiosa più forte, più variegata, più globalizzata, con forme reticolari di reti, nel nostro paese, più imprenditoriale, eccetera. Già prima aveva denunciato una situazione pesante di questi sistemi criminali variegati. Secondo, l'Italia aveva già 1 milione, dato Istat, e 200.000 bambini in povertà assoluta. È una povertà, e quindi una povertà educativa, di estrema gravità nel nostro paese, coinvolgendo migliaia, soprattutto in alcuni contesti, di minori e non solo. L'Italia già prima era in negativo ai primi posti in Europa per la dispersione scolastica. Già prima noi perdevamo 1 giovane su 3 nei primi 5 anni delle scuole superiori e il 40% di giovani nell'arco dell'università. Quindi la riflessione deve essere fatta con onestà, con amore per la verità. Non siamo qui per giudicare nessuno, ma la verità è importante e fondamentale, perché nessuno si vada adesso a coprire dietro una tragedia immane che coinvolge noi e che coinvolge il mondo. E quindi questo ritorno alla normalità, che ci auguriamo sempre di più, non sia un ritorno in una società malata, che lo era già prima, ma che serva non solo rincorrere le emergenze, e ora si tamponano situazioni, ma ci vuole una visione politica nel senso del servizio per il bene comune, una visione culturale, educativa, etica, che mi sembra manchi. È tutto un rincorrere
allora noi ci auguriamo e dobbiamo metterci anche noi umilmente in gioco dove è possibile per collaborare, per portare il nostro umile contributo, perché non si ricada in quelle situazioni. Perché ora tutto questo flusso di denaro, tutto si rincorre, tutto si tampona, ma se non c'è un progetto, cioè in sostanza, si deve andare incontro al futuro, non attenderlo, arroccati nelle nostre ansie, nelle nostre paure o solo con una lettura che resta di emergenza. Non so se vi sono spiegato, perché le povertà ora si sono anche amplificate. Quello che ci aspetta io non lo so solo che dobbiamo andare incontro al futuro e che ci vuole uno scatto oggi da parte di tutti, di chi ha quelle responsabilità, diciamo, politiche, istituzionali, ma anche di noi cittadini, perché, lo ripeto, la malattia più terribile è la rassegnazione, è la delega, è il pensare che le cose non cambieranno mai. Le cose cambieranno anche se noi, anche se siamo piccoli, anche se siamo fragili. Io credo profondamente in questo. Lo credo come gruppo Abele, dove vivo da 55 anni. Io sono felice, continuo a vivere con tutti i miei limiti. Grazie a Dio continuo a vivere con i poveri, con gli ultimi, con le persone che fanno più fatica. Certo, i ruoli sono cambiati in 55 anni, quanti altri si sono messi in gioco, ma la strada deve restare un punto grande del nostro riferimento. 109 volte nel Vangelo la strada è la grande protagonista, è il luogo della fatica, ma anche il luogo della gioia della festa. È il luogo dove incontri le persone schiacciate, ai margini di quelle strade. La strada deve ritornare per tutti uno dei punti vitali dei nostri percorsi. Oggi. E oggi le tre grandi povertà del nostro Paese, per me, piccolo, non ho nessun titolo dopo 55 anni, piccolo, mi permetto però di dire le tre grandi povertà che non escludono altro. Sono i poveri, quella povertà relativa assoluta. Secondo, i migranti. Terzo, la terza grande povertà del nostro Paese sono i giovani, perché sono impoveriti. Un Paese che ha 2 milioni di giovani che hanno terminato la scuola o vari percorsi e non c'è una prospettiva, non c'è lavoro, io me lo devo chiedere, come mi devo chiedere come mai con tutta questa marea, flusso di denaro, si poteva investire di più, ad esempio, sul servizio civile, di questi ragazzi che sono stupendi, perché i nostri ragazzi, poi c'è anche chi, allora mi chiedo il perché, mi devo porre delle domande, si comportano in un certo modo, ma io vedo anche nelle situazioni più difficili che quando i ragazzi trovano punti di riferimento veri, coerenti, credibili, che gli permetta di mettersi in gioco la loro intelligenza, le loro passioni, ci sono i nostri ragazzi. Non è vero che ci sono. Dipende cosa andiamo a fare, cosa proponiamo, che cosa andiamo a realizzare nei vari contesti. Lo so che non è semplice, non è facile, però ad esempio il servizio civile è stato ridotto all'osso, mentre altro denaro va qui, va là, va su, va giù, e migliaia di ragazzi ne sono tagliati fuori. Lo so che non risolve i grandi problemi, ma è un segnale, una ricerca, è un'attenzione, perché rischia di essere una società che si preoccupa dei giovani ma poi non se ne occupa.
è una delle grandi povertà, perché impoveriti. Poi è chiaro che non è tutto così e non voglio dimenticare le cose belle e positive che ci sono, e ce ne sono tante. E abbiamo visto la generosità non solo in questi mesi di tante persone meravigliose che si sono messe in gioco. Allora però 3 parole devono accompagnarci, se no rischiano di diventare delle parentesi. La prima parola che io ho imparato, a volte arrampicandomi sui vetri, credimi, a volte anche sbagliando nella vita, la prima parola è la continuità nel fare. Non possono essere solo delle stagioni, dei momenti, perché in questo periodo abbiamo visto molta corresponsabilità, molta generosità, molta condivisione. Abbiamo scoperto storie e volti di generosità, non solo quella che più conosciamo, che ha fatto più notizia, ma di tante persone in tutti i territori che si sono messi in gioco. E quindi questo è un dato importante, ma attenzione, ci vuole continuità, non solo parentesi, non sono dei momenti e poi finisce tutto. Secondo, la condivisione è il noi che vince. Terzo, la corresponsabilità. Io credo che il nostro dovere, il mio dovere, delle nostre realtà è collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, collaborare, sentirci corresponsabili. Ci sono dei begli esempi. Dobbiamo dare una mano alle persone a cogliere le positività che ci sono. Non è che tutto sporco, che non va, no, ci sono dei begli esempi, delle vere realtà, dei bravi uomini e donne che nella politica e nelle istituzioni si spendono. Poi ci sono altri che hanno altre ragioni, hanno altri interessi, che quelli che li motiva è in un altro senso. Ma io voglio cogliere le positività, le generosità, le belle testimonianze che a volte non fanno chiasso e non fanno rumore nella trasversalità delle realtà. Allora la corresponsabilità, collaborare con le istituzioni, con la politica, nelle cose giuste, se no abbiamo il dovere di essere una spina al fianco per chiedere ciò che è giusto. Avere il coraggio, abbiamo il dovere di essere meno prudenti e meno tiepidi quando tocchiamo con mano che viene calpestata la libertà e la dignità delle persone. Non basta commuoversi, bisogna muoversi, perché la storia di commuoversi l'abbiamo vista tante volte, quando in quella spiaggia hanno raccolto quel piccolo bambino vestito di rosso, perché le mamme li vestivano di rosso perché in caso di emergenza fossero più facilmente soccorsi, il piccolo Alain. E vedere le immagini, perché tutto passa in fretta, di un uomo che per giorni e giorni ha lottato in mare per sopravvivere, non è stato mai soccorso, ma noi ci commuoviamo, ma le emozioni sono legittime, vi prego. Chissà quante volte anche voi avete pianto di fronte a tante vicende, ma poi ci vuole uno scatto in più, perché si ripetono tutti i giorni, perché sappiamo che cos'è la Libia, non i libanesi, quelli della Libia, dove ci sono persone oneste come dappertutto, ma certi giochi, certi poteri, certe situazioni. Sappiamo di quei 2 milioni, quasi 3 milioni di persone che abbiamo detto alla Turchia: teneteli lì, noi vi paghiamo. Ma in che condizioni? A che prezzo?
Capisci allora che noi non possiamo fermarci lì. La santità che il Papa ci ricorda è quella che si impegna per il cambiamento, per lottare contro le ingiustizie, contro le povertà. Allora noi ricordiamo i nostri morti, ricordiamo anche la generosità stupenda, meravigliosa di tanti uomini e donne che ci riporteremo sempre nel cuore. Quello che abbiamo visto dalle parrocchie a città, quartieri mobilitare, però continuità, condivisione e corresponsabilità diventano importanti, ecco. Però a una condizione, vi prego, a una condizione, che non ci si dimentichi che negli stessi mesi che noi abbiamo vissuto tutto questo, io mi permetto di dirlo, ma altri meglio di me, io sono una piccola cosa, sono venuto per riflettere questa sera a voce alta dentro la mia coscienza innanzitutto, ma negli stessi mesi che noi abbiamo parlato del coronavirus, i nostri morti, le nostre ferite, il dato ufficiale che non può corrispondere mai al vero, delle persone morte per fame in questi stessi mesi, quelli ufficiali, sono 3 milioni e quasi 400.000 sulla faccia di questa terra. Certo guardiamo i nostri morti, le ingiustizie, i ritardi. Guardate, faccio anche fatica a dirlo, ma vorrei anche che nella nostra coscienza non ci dimentichiamo di quello che avviene sulla faccia della nostra terra, perché se no guardiamo solo dentro il nostro recinto. Come non posso dimenticare i morti di AIDS, perché nonostante che ci sono oggi farmaci e tutto, ma a volte tutto passa di corsa, viene meno prevenzione, in certi territori non ci sono l'accesso ai farmaci, 500.000 quelli ufficiali, che non corrispondono sempre al vero, ma i morti per le malattie dell'acqua, sempre quelli ufficiali. Allora uno ha il dovere di guardare in casa nostra, ma anche il dovere di guardarci attorno, perché ogni anno, voi lo sapete, io lo dico proprio anche con fatica, i dati sono sempre per difetto, e mi spiego. Il gruppo di cui io faccio parte, da 40 anni noi siamo Gruppo Abele in Africa. Siamo da 40 anni in Africa. Ci siamo arrivati occupandoci in diversi paesi dell'Africa della giustizia minorile, storia del Gruppo Abele in Italia, che poi ci hanno chiesto altri paesi africani. Noi siamo in Africa. In tanti paesi abbiamo costruito dei percorsi con la giustizia minorile di quei paesi. Ora da tanti anni, 40 anni, siamo più fissi, oltre che altri impegni, in Costa d'Avorio. Ma, quindi quando dico che questi dati non corrispondono, sono quelli ufficiali, perché io penso dove siamo noi, il villaggio lì vicino, che quando io arrivo lì, arrivano le mamme che mi chiedono, per loro è un onore, e tu ti vergogni se puoi seppellire i loro bambini. Io mi sono trovato tempo fa di seppellire in una settimana 5 bambini, a volte in un lenzuolo, morti prima per l'economia, perché non ci sono i soldi per avere l'accesso ai farmaci, Ma quei numeri lì non risulteranno mai in queste cifre ufficiali, che ci dicono che sono 5,5 milioni. L'anno scorso i bambini morti per malattie o di fame sulla faccia della terra, ma quanti altri i paesi che li denunciano come i numeri non ce li danno. Tutto questo per dire come dobbiamo essere capaci di guardare a casa nostra, ma il Signore. E quindi quando Francesco vuole farci riflettere sulla santità della porta accanto, ci ricorda che santo è chi si batte nella quotidianità, per la libertà e la dignità delle persone, ma anche
per il cambiamento, perché ci sia giustizia, perché ci sia pace, perché ci sia libertà e dignità per tutti, capisci? Questo è un impegno di fronte a quei milioni di persone. Allora noi torniamo in una società malata che ci impone, e tu me lo insegni, una grande differenza. E poi soprattutto noi non possiamo dimenticarci che l'uomo ha gravemente alterato il 75% delle terre emerse. Il 75% delle terre emerse, l'uomo, noi, sulla faccia del pianeta l'abbiamo alterata, ma abbiamo anche il 66% dei mali. Ecco allora che la nostra riflessione si deve legare a quella che Francesco ha voluto nella Laudato Si, la cura della casa comune. Quando ci dobbiamo ricordare tutti che i disastri ambientali e i disastri sociali non sono due crisi diverse, ma un'unica crisi socio-ambientale. E allora tu capisci com'è importante la conversione ecologica verso un'ecologia integrale. E tu capisci com'è importante un nuovo umanesimo che veda le diversità della nostra Europa che si uniscono in un'unità. Il sogno dell'Europa è fondamentale rimettere la persona al centro, non il profitto. Quell'economia a volte che uccide, c'è anche un'economia sana. Ci sono persone, imprenditori, bravi, onesti, coraggiosi, che si inventano di tutto per dare dignità all'interno dei loro percorsi, delle loro aziende, che anche qui quindi distinguere per non confondere. Ma c'è un disegno sulla faccia di questa terra che ci ha portato a delle situazioni difficili. Allora capisci come mai il gruppo Abele, di cui faccio parte, Libera, abbiamo aperto 1 anno e mezzo fa una scuola che si chiama così, Casa Comune. Laudato Si, laudato qui. Scuola e azioni, per evitare che anche questi temi diventino slogan, diventino solo manifestazioni pur lodevoli e importanti, ma c'è bisogno di offrire l'opportunità di formarsi a operatori, educatori, insegnanti, cittadini, giovani. Sono dei corsi, molti sono dei weekend, no? Di approfondimento con ricercatori, scienziati, persone che hanno acquisito esperienze e competenze, perché dobbiamo prendere coscienza che c'è un cambiamento epocale in atto, c'è un cambiamento di epoca. O ne prendiamo coscienza e riusciamo a leggerla, perché non sarà più come prima, come non sarà più come prima, perché oggi le nuove tecnologie ci impongono anche nella dimensione educativa educare all'utilizzo di quegli strumenti. Un cambiamento epocale che impone una grande riflessione e anche un impegno per i diritti umani, ma nello stesso tempo, con la stessa forza, per i diritti della natura. E allora capisci come noi siamo chiamati a prendere coscienza di tutto questo. Il coronavirus ci ha fermato. Io credo che in molte persone è cresciuta una consapevolezza, in altre no. Allora c'è la rincorsa allo svago, portato agli eccessi,
quasi per spazzare via quelle restrizioni che ci sono state. Ma tu capisci che la responsabilità non la si può decretare per legge o con dei decreti, no. Ecco, c'è bisogno di aiutare le persone ad assumersene la propria coscienza, c'è bisogno di accompagnare anche i nostri ragazzi non calando dall'alto ma condividendo. Non è semplice per nessuno, non è semplice per nessuno, però uno non può pensare che per decreto tu possa cambiare, no, perché dopo un po' scoppia, non ce la fai. Ecco, e allora la scuola che riapre, che va a fare esattamente quello che nel 1954 un signore di nome Aldo Moro si batté per una legge per l'educazione civica nelle scuole, 1954, quando Don Sturzo nel 1957 fece la spinta su quella che noi chiamiamo educazione civica oggi. C'è una storia avuta da lontano, che in quella stagione chi ci ha preceduto aveva sentito importante accompagnare i nostri ragazzi nella conoscenza. Poi tutto si è un po' perso, adesso viene riproposto, ma il problema anche qui è come, quale metodo, quali strumenti, cosa può cambiare, perché c'è un cambiamento epocale, allora ci vuole un nuovo umanesimo verso un'ecologia integrale, ci vuole continuità, condivisione, corresponsabilità. E poi soprattutto è stupendo proprio questo invito, lasciatemelo dire, questo invito, perché non possiamo essere cristiani solo per noi stessi, ci ricorda il Papa, per la nostra personale edificazione e salvezza. E ne trovi qualcuno che sono proprio preoccupati della propria salvezza. Certo, io lo auguro a tutti, ma il Vangelo ci chiede di metterci in gioco per gli altri e per il mondo. Il Vangelo è una provocazione, è una grande provocazione la parola di Dio. Non fa sconti, sai, che pungola, che non ci lascia tranquilli. A me non lascia tranquillo. È una parola che sprona, perché dobbiamo sentirci spronati, perché chiunque possa vivere in libertà e dignità. Il comandamento non uccidere, e questo è un passaggio importante, è un passaggio forte, perché il comandamento non uccidere, vi prego, ci viene anche questo ricordato. Qualcuno dice no, il comandamento non uccidere, adesso lo dico con le giuste parole, non ci ricorda solo la violenza diretta verso il prossimo, quindi non riguarda solo gli atti di violenza diretta contro il nostro prossimo, ma anche forme di violenza indiretta, di umiliazione e di riduzione di persone a merce, a cose, a rifiuti, a scarto. Non si uccide solo con le armi, si uccide anche umiliando, respingendo, lasciando uno 15 giorni in balia delle onde, non vedendo, facendo finta di non vedere quelli su un barcone che rischiano la vita. E quanti? E poi chiudo per l'altra domanda, chiedo scusa. Mi porto nel cuore, vado spesso a Lampedusa,
perché a Lampedusa ci sono circa 800 bambini, dai piccoli a quelli della scuola superiore. È libera a fare dei percorsi con loro. È quasi un appuntamento che li coinvolge tutti, ma proprio tutti. È un'isola generosa, con gente bella. Ho visto fare delle cose che non fanno chiasso, non fanno rumore, che non faranno mai notizia, perché poi le notizie sanno sempre altre cose. In ogni caso, io devo fare un servizio per la RAI. Ogni tanto mi chiedono delle cose. Ho fatto un ciclo su Immagine, commento del Vangelo, e vado sempre, e quella pagina del Vangelo che dovevo commentare era quando il Signore dice agli apostoli: vi farò pescatori di uomini. Andate in mezzo alla gente, vi farò pescatori di uomini. E allora sono andato a Lampedusa. Nessuno conosceva il medico Bartolo, che oggi è eurodeputato, nessuno lo conosceva allora. Io intervistai questo bravo medico sanitario di quel territorio, la sua semplicità, la sua forza, la sua testimonianza. Ma poi ho intervistato la Guardia Costiera e lì ho provato tanto affetto, sapete, perché quando siamo qualche anno fa, io ho visto uomini e donne della Guardia Costiera a Lampedusa, come Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, con i loro strumenti, i salvataggi, i recuperi. Ma ho questa immagine, la Guardia Costiera, di questi ragazzi maturi, i sommozzatori. Ricordate quando davanti all'isola dei Conigli quel barcone con 360 persone è andato a picco, 50 corpi che galleggiavano, pochi sopravvissuti. Ebbene, quando alcuni di questi sommozzatori mi hanno raccontato che è la cosa più difficile della loro vita, che gli ha cambiato la vita, e vedere degli uomini adulti o delle donne adulte piangere, è perché c'è qualcosa qui dentro che non è solo emozione, perché poi passano, ma è qualcosa di più. Perché mi hanno raccontato che la cosa per loro più difficile è stata andare per circa 20 giorni a 40 metri a tirare su circa 300 corpi. Ma la cosa più difficile che vi hanno raccontato è stata quella di dover dividere le mamme dai loro bambini. E mi hanno detto: sai, le mamme mentre il barcone andava giù li hanno stretti così forte, che era anche difficile slegarli, ma il nostro dovere era portarli su tutti. E guardate, allora non è retorica, è la vita che ci impone di impegnare un po' della nostra vita per dare vita agli altri. Io credo profondamente, ma questo lo si traduce in tutti i contesti, perché non c'è realtà che, al di là di quello che può apparire, dietro molte mura si nascondono fatiche, sofferenze, fragilità. Il coronavirus, quindi la chiusura, ha portato più violenza dentro le quattro mura. Chi aveva forme di depressione si sono fortemente allargate. E soprattutto noi non abbiamo messo sufficientemente testa a persone diversamente abili, che avevano bisogno di avere più possibilità. No, non di restare rinchiusi,
ma di avere più respiro, soprattutto i bambini più piccoli. Lo so che è facile col senno del poi dire delle cose, però la domanda ci impone una riflessione seria e attenta. Oggi non dobbiamo lasciare che solo gli altri facciano. Questo patrimonio, questa pandemia ci costringe a riflettere ancora di più. Guarda, ti consegno i 5 grandi rischi che ci sono oggi sulla faccia del pianeta, di conseguenza anche in casa nostra. Il primo grande rischio, non devo spiegarlo a voi, anche se la cronaca ce la consegna un po' a pezzi, è la grande caduta della democrazia in tanti paesi del mondo, o democrazie pallide. Secondo, sono 20 le nazioni, scusate, sono 20 le guerre in questo momento in atto. E siccome uno non si fa la guerra da solo, sono tanti paesi in guerra. E lasciatemi dire ancora una volta, è Papa Francesco, che da tempo era andato a Re di Puglia e gli disse che era in atto la terza guerra mondiale a pezzi. E qualcuno dice le solite esagerazioni, ma poi se umilmente ci mettiamo lì a studiare, allora c'è un elenco di paesi in guerra, di conflitti che sono guerre. Le guerre vuol dire traffici di armi, vuol dire fabbricare armi. Negli ultimi 3 anni le spese militari nel mondo sono tutte aumentate, compreso in Europa e compreso in Italia. Abbiate pazienza. E non ci sono i soldi per la lotta alla povertà, per costruire percorsi di giustizia sociale, perché la pace ha bisogno innanzitutto di giustizia sociale. Allora, il rischio della democrazia, le guerre, l'ho già detto, il problema delle catastrofi ecologiche. Quarto, la globalizzazione delle mafie, della corruzione, la globalizzazione. La droga è uno dei grandi traffici, non devo spiegarlo, no, è uno dei traffici di esseri umani, traffici di migranti, di organi. È un elenco da tratta, sono le storie che conoscete. E mi permetto di dire la quinta realtà che mi preoccupa è il monopolio dell'informazione. Queste centrali dell'informazione, anche i 3 colossi che si sono creati in Italia. Io mi preoccupo quando tante testate si assommano, non voglio dare giudizi, ma l'informazione o è libera o non è informazione. La libertà dell'informazione. E quando certi potentati si mettono insieme, non sono dei giocattoli. E quando vedo tante testate, e poi riviste, e pezzi di televisione, e poi vedi che prendono degli indirizzi, a volte non si dicono delle cose perché ci sono tanti modi. Vi prego, non voglio generalizzare e non voglio mai semplificare. Voglio anche far emergere le cose stupende che ci sono, ma anche non dimenticarci che questi rischi ci sono. E sai, la criminalità ha capito che qui può fare affari. E quando scopri, tocchi con mano che si possono fare. E ieri che i nostri osservatori di Libera a Napoli ci hanno messo in evidenza, poi c'è Libera, c'è in questi territori, e quindi Libera oggi in tutta Europa e in tutta l'America Latina, in Africa,
sono associazioni, sono movimenti, questa meraviglia di giovani. In Libera voi trovate la Conferenza Episcopale Italiana, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa Valdese, e ogni 2 mesi presso la Conferenza Episcopale a Roma facciamo un incontro di tutte le espressioni religiose insieme, perché l'impegno per costruire percorsi di legalità, non nelle parole ma nei fatti. Legalità vuol dire giustizia sociale, vuol dire servizi, vuol dire giustizia, vuol dire libertà, vuol dire dignità. E quindi è un problema. È inquietante certe mosse che avvengono a certi percorsi. Abbiamo bisogno di essere attenti, di essere vigili, di fare più la nostra parte. Allora in questo senso, anche questa è un'attenzione che noi dobbiamo avere per poi calare nei nostri territori. Non è essere superficiali. Io sono iscritto, anch'io sono testa da giornalista, sono un poveretto, però dico Libera e il Gruppo Abele portano avanti prima narcomafia, oggi si chiama la Via Libera. Il Gruppo Abele è una casa editrice, perché io credo che è necessario, è fondamentale la cultura, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. E come la dimensione dell'educare. Un mio grande amico, che era molto più grande di me, era un sognatore, un grande pedagogista, Danilo Dolci, diceva che l'educare è un coro condiviso, è un'espressione corale che ha bisogno di alleanze. Ce lo siamo detto, signor Sindaco, la città educativa, dove tutti devono concorrere, non lasciare solo sulla scuola, sulla famiglia, ognuno è chiamato a fare la propria parte dentro un grande percorso, dentro un grande progetto. Allora sì, ti prego, perché tu scrivi, sei redattrice di una televisione, aiutiamoci a non chiudere i poveri nella povertà, ma a uscirne insieme. E quando dico poveri, lo ripeto, parlo di tutte le forme di povertà. E soprattutto ce lo ricorda nell'Evangelium Gaudium Papa Francesco, che i poveri ci sono maestri, perché la sapienza di Dio, mamma mia, che forza, che forza, che forza dire che i poveri ci sono maestri, perché la sapienza di Dio passa attraverso di loro. Mamma mia, la sapienza di Dio passa attraverso le persone che fanno più fatica. Allora non possiamo occuparci dei poveri in senso lato, lo ripeto, senza metterci nei loro panni, senza abbracciare il più possibile la loro condizione esistenziale e persino materiale. Ecco, io sono una piccola cosa, ripeto, ci credo profondamente a tutto questo, anche perché io ho cominciato sulla strada a 17 anni, non ero prete, a 20 anni nasce il Gruppo Abele, io non ero prete. È la strada dove ho cominciato con un povero Cristo che cambierà a quell'età la mia vita. E la strada resta per me il grande punto di riferimento. L'ho ricordato prima. È il luogo delle fragilità ma anche delle contraddizioni, delle fatiche e delle speranze. È anche grande protagonista nel Vangelo. E allora noi siamo chiamati a vivere tutto questo. Le relazioni sono l'essenza della vita, l'accoglienza è la più alta espressione di civiltà,
Noi non possiamo accorgersi che gli altri esistono attorno a noi. Non basta accorgersi di questo. Dobbiamo sentirli di più dentro ciascuno di noi. E soprattutto non possiamo solo parlare di accoglienza. La vera parola che dovremo usare è ospitalità, che è l'istituire un principio di amore per l'altro. Ospitalità non è solo accogliere, ma è soprattutto accogliere ancora, riconoscere di più le persone. L'ospitalità genera reciprocità. La reciprocità genera fiducia. Quindi il principio della fiducia che noi dobbiamo recuperare dentro i nostri contesti, dentro le nostre realtà. Ecco, non chiudiamo i poveri nella loro povertà. Io mi stupisco di chi si stupisce. Non è un caso che diversi anni fa, in questa stupenda regione, la Liguria è una regione stupenda, a Genova si è fatta la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa. Non si è venuto in Liguria tanto per venire. Qui ci sono degli amici di Libera presenti, c'è il coordinatore regionale Stefano Busica, anche della Presidenza nazionale, e quindi torniamo indietro di anni in cui si era alzato il tono della voce, ma qualcuno diceva soliti allarmi, le solite semplificazioni, sì ci sono dei problemi, ma vi prego di non esagerare. È un po' la storia del nostro paese. Però, quando dico mi stupisco di chi si stupisce, perché la presenza criminale, non da oggi, pur in forma e modo diversi, non è ai margini, è dentro le fissure della nostra società. Perché il crimine, e quindi il colonnello ha ragione, ha perfettamente ragione, il crimine, nelle sue varie espressioni, stiamo qui a analizzare, non che questa è la sede, ne prendiamo l'aspetto generale ma fondamentale, il crimine trova sempre nuove possibilità di sviluppo, nuove occasioni di potere. Ora hanno già aperto i percorsi. Quando le nostre antenne di Napoli ci dicono che arrivano delle persone nelle famiglie, ti do 1.000 euro, e a piccoli imprenditori, quello che ha la botteguccia, l'altro, 5.000 euro in contanti, vanno, le portano in casa. Sta avvenendo questo. Non ti chiedo nulla, ma ci rivedremo poi. Perché io non ti chiedo i soldi indietro, ti chiederò altro. Sta avvenendo questo bisogno di consenso dei territori. Ma poi quella stessa criminalità gioca anche su piani alti. Oggi le mafie comprano alberghi, ristoranti, imprese che rischiano di fallire, ma lo hanno fatto anche già negli anni passati. Nel settore alimentare la filiera ha una forte presenza. Ora, il crimine trova sempre nuove occasioni di sviluppo, nuove occasioni. Allora è importante prendere coscienza che questa crisi mette in ginocchio tanta gente. Ecco quando noi nel nostro grido diciamo le banche, lo Stato, le istituzioni o sono più veloci, intervengono più in fretta, o se no la gente è disperata. Quelle 1.000 lire per quella famiglia è pane. Non posso dire a quella signora
perché noi lo vediamo quanti bussano anche alla nostra porta. I nostri sacerdoti qui sono i primi testimoni, voi vedete la gente che arriva e sarà ancora di più fra poco, perché lo strascico di questa crisi sarà potente. Allora, sempre più negli ultimi anni però si è creata, attenzione, l'osmosi fra il legale e l'illegale. Da un lato le mafie si sono fatte negli ultimi anni più flessibili, hanno creato loro rete, si sono fatte imprenditrici e si sono fatte più globali. Dall'altro è cresciuta la corruzione, ma è cresciuta anche, attenzione, il passaggio ci chiama in gioco, la mafiosizzazione di vaste parti della società e dei poteri che le rappresentano. Il problema non è solo la mafia, ma anche la cultura mafiosa. Questa mentalità che si diffonde. Noi, se vai a leggere le agenzie di ieri, e come giornalista lo devi fare, troverai che Libero è uscita con tante agenzie con un grido. Il grido che questo decreto per la semplificazione necessario, sono delle parti positive, perché la burocrazia a volte frena e frena tanto, lo vediamo come cittadini, come istituzioni, quindi è necessario sburocratizzare, però bisogna non allentare le misure di prevenzione e di controllo antimafia, anticorruzione, che qualcuno lì ci sono delle fragilità dentro quel decreto, perché sotto sotto qualcuno vorrebbe eliminare o ridurre in nome di quella sburocratizzazione di una pur necessaria semplificazione di molte pratiche. Noi abbiamo denunciato, aiutati da persone competenti, non abbiamo la pretesa, io faccio altro nella vita, né noi chiami le professionalità, le competenze. Ecco il pregio di un'associazione di associazioni che abbraccia contesti e mondi insieme. Devo anche dirti che l'Italia ha una legislazione all'avanguardia riguardo il contrasto delle mafie, a partire dalla legge sulla confisca dei beni, così come può contare su magistrati e forze di polizia all'altezza. Non c'è giorno che ci consegnino delle grandi operazioni. Attenzione però a non mettere a repentaglio questo prezioso patrimonio con provvedimenti affrettati, dettati dall'emergenza. Perché ti sei chiesta come mai da 166 anni, ripeto, 166 anni che noi parliamo di mafia. E ho sottolineato l'importanza di quanti sono fortemente impegnati nelle istituzioni, nella magistratura, anche lì le pecche come dappertutto, ma quanti impegnati, forze di polizia. Quindi vogliamo far emergere le positività. Ma come mai da 166 anni che parliamo di mafia? Perché abbiamo tradito la nostra Costituzione. Perché io continuo a dire che il primo vero testo antimafia venisse applicata è proprio la Costituzione italiana, dove non c'è scritto la parola mafia, ma c'è tutta la sostanza. Non se ne uscirà mai fuori delegando solo loro, se non c'è una risposta di società civile,
se non ci sono le politiche sociali, scuola, cultura, lavoro, politica per la famiglia, per i giovani, non si riuscirà mai fuori. Quello è il problema. E l'altro problema, per piacere, è di non fare della legalità il grande idolo. La legalità non è neppure il fine, è il mezzo, è lo strumento per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. L'obiettivo è la giustizia, che comincia dalla giustizia sociale. Le leggi servono per costruire giustizia, ma la legalità è diventata la grande bandiera che viene sventolata nel paese. 2 mesi prima, lo trovi nel libro, 2 mesi prima della strage di Capaci, e domani ricordiamo la strage di Via D'Amelio, io ero con Giovanni Falcone. Eravamo insieme a Gorizia, magistrato, un poveretto, a fare che cosa? Un corso di formazione alla Polizia di Stato sui temi delle dipendenze e la droga. Oggi tornata più forte di prima, in forme e modalità diverse nel nostro e non solo nel nostro paese. Ebbene, Giovanni Falcone, gli aspetti legislativi, la sua grande testimonianza e esperienza di magistrato nella lotta alle mafie, quindi ai traffici. A me la prevenzione, l'educazione, l'accoglienza delle famiglie e dei ragazzi. Al termine di quella giornata ci siamo, come si fa, dati una mano, dandoci un appuntamento per un caffè. A Roma, dove lui lavorava in quel momento, o a Palermo. Un caffè che non abbiamo mai più preso insieme. Ma guarda, i segni nella vita come sono importanti, i segni, l'importanza dei segni, i miei, i vostri. Il giorno era un sabato, il 23 maggio 1992, io ero in Sicilia a tenere un corso di formazione agli insegnanti delle scuole sulle dipendenze. I segni sono importanti, perché il 18 luglio 19 mattina ero a Palermo per un lavoro per l'Unione Europea, per le scuole, sul tema delle dipendenze, con degli amici di Palermo, associazioni di Palermo. Le stragi, quei segni. Lì nascerà la storia di Libera, un percorso per dire mettiamo in Italia sud, centro, nord, è un problema che ci riguarda tutti, che non può essere considerato, come per troppo tempo è stato fatto, relegato in alcune regioni. Tanto è vero che nel 1982, che viene ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto, Pio La Torre, che volle la legge che istituì i reati di stampo mafioso, l'associazione mafiosa, l'intuizione della confisca, la prima parte. 82, occhio, vengono uccisi a Palermo. Ma pochi si ricordano che nel 1982 ad Aosta c'è l'autobomba per il magistrato, che si salva per miracolo il magistrato. L'auto si divide in 2 perché era una piccola macchina e lui nella parte che si salva. Ma tutti si sono dimenticato, fosse morto si ricorderebbero forse. Era Aosta. E l'anno dopo a Torino, 1983, viene ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia. Le mafie qui hanno attraversato l'Italia già nei decenni, solo che sono rimaste sotto traccia in alcuni contesti. Hanno fatto i loro affari, si sono mascherate bene.
E ora grazie al lavoro di quegli organi, di queste persone, ma anche devo dire il lavoro dei cittadini che si sono messi in gioco, di associazioni che continuano a cercare di alzare anche il tono, a cui dobbiamo essere grati, perché c'è un ruolo del nostro, c'è una responsabilità anche nostra. Ma Falcone aveva detto una cosa importante, che ho mai dimenticato, per evitare questo idolo, questo lo dico io, della legalità, che oggi è una parola che tutti usano, la legalità, che ripeto è il mezzo, lo strumento, non il fine. Aveva detto una cosa, che poi pensandoci è qui che sta il punto. Lui aveva detto che la lotta alla mafia è una lotta di civiltà e di legalità. Di civiltà e di legalità. Rischiamo di riempirci la bocca di legalità e di non avere costruito la civiltà, le politiche, i servizi, quello che ci siamo detti. La legalità è una parola che ci hanno un po' rubato. C'è tanta confusione. Io ho stima e affetto, se permettete, e tanta riconoscenza quando vado nelle scuole e vedo questi professori, questi maestri, maestre che si inventano di tutto, che fanno con i loro ragazzi delle cose meravigliose. E io ai ragazzi dico sempre dovete avere un sacco di bene ai vostri maestri, alle vostre maestre, ai vostri professori, perché se fanno questi percorsi con voi non lo fanno solo per professione, ma lo fanno perché dentro di loro c'è anche una vocazione, non lo fanno solo per professione, non c'è nessun programma che impone questo. Però attenzione, è diventato l'idolo la legalità, una parola che rischia di diventare astratta, di diventare una parola educativa, chiusa lì dentro, deve diventare una parola di vita, deve diventare quell'impegno per la giustizia sociale, che è fondamentale e importante perché ci sia un cambiamento, lavoro, scuola, cultura. Diventa importante in questo senso. Io mi stupisco di chi si stupisce. Grazie al lavoro oggi forte c'è anche più magari delle voci che si alzano da alcuni cittadini, c'è qualche collaboratore in più, ma ancora molto, molto insufficiente. Gratitudine a quanti operano, ma ci vuole una rivoluzione un po' delle coscienze, maggiore, più coraggio di tutti, il coraggio d'avere più coraggio tutti. Grazie, e dico grazie a nome di tutti perché so di interpretare il sentimento di tutti. È un po' tardi, quindi io chiudo. Ecco, lo stavo per... Volevo ricordarvi solo che c'è questo banchetto appunto con il libro L'amore non basta, c'è una parte commoventissima con il racconto di tantissimi incontri di Don Luigi con persone che veramente merita davvero di essere lette. Quindi il banchetto dei libri, la libreria di Santa, e poi vorrei in conclusione, se mi permette, ringraziare tutti quelli che hanno permesso questa serata, perché so che ci sono tantissime persone, tanti volontari, collaboratori della parrocchia di Santa Margherita che hanno allestito tutto anche col gusto e la bellezza che vedete, che meritano davvero il nostro grazie. Grazie a tutti voi per esserci stati e grazie soprattutto